In questo augurio pasquale di buona Pasquetta a tutti voglio portare anche i propositi di quello che vogliamo ancora fare. E abbiamo davanti delle sfide, una sfida per tutti è quella dell'autonomia. Voglio ricordare, in approfitto durante questo saluto, di parlare di questa autonomia che non abbiamo dimenticato, perché non si possono dimenticare quasi 2,5 milioni di veneti e venete che sono andati a votare per la loro autonomia, per la nostra autonomia, a prescindere dalle idee politiche. Noi veneti abbiamo dato un grande segnale quel 22 ottobre 2017, la volontà di dire che prima viene il Veneto e poi vengono i partiti. Penso che questo sia il vero segnale. Veneti, fra l'altro, sempre trattati come i mezzadri, la periferia dell'impero, che però, guarda caso, poi quando si tratta di dare un grande segnale, votano per un'autonomia che non è solo l'autonomia del Veneto, è anche una pagina di storia e il cambiamento di passo per un paese che ha bisogno di riformarsi. Detto questo, devo dire che ci aspettano ancora molte altre sfide, però è Pasqua e quindi desidero chiudere con veramente un augurio di cuore. Permettetemi di fare questo augurio in maniera prioritaria alle persone che non godono di buona salute in questo momento e a coloro che sono preoccupati per la propria salute. Quindi un augurio di cuore a tutti coloro che oggi non sono proprio alla perfezione al 100% con la salute. E poi a tutti i veneti, a tutte le venete, che sia una Pasqua veramente di salute, di serenità, di pace e che ci faccia guardare al futuro con il sorriso, quel sorriso che i veneti hanno sempre. Quindi auguri veramente di cuore da parte mia, di buona Pasqua e buona Pasquetta.